La grande rivoluzione digitale che ci sta avvolgendo, la più grande dopo la rivoluzione industriale, certamente necessita l'apporto di ognuno di noi. Ringrazio tantissimo l'onorevole Naik Gruppioni, presidente dell'intergruppo parlamentare per il digitale, per aver voluto questa mia nomina nel comitato scientifico dell'intergruppo. È un momento in cui ci sono sfide importanti da cogliere, da affrontare, sono sfide sociali del nostro tempo che riguardano tutte le politiche digitali, i progetti che devono favorire totalmente la trasformazione del nostro paese. Quindi sono prontissimo a mettere a disposizione quello che è il mio patrimonio di conoscenza per dare un supporto a questo intergruppo che sicuramente potrà dare un contributo sostanziale rispetto a quelle che sono le scelte che poi si faranno in un campo in cui dobbiamo sicuramente dire la nostra, perché l'Italia è un grande paese dell'Europa ed è un paese che ha tantissime potenzialità nell'esprimere anche quello che può essere un processo di trasformazione come quello della rivoluzione digitale.